Ciao a tutti, benvenuti, siamo qui con il premio Giorgione Prunola. Oggi andiamo a intervistare uno degli sponsor edizione 2019 che ha già rinnovato la sponsorizzazione per l'edizione 2020, Franchetto Onoranze Funebri, ditta storica di Castelfranco Veneto. Buongiorno a tutti, siamo Diego e Monica Trentin delle Onoranze Funebri Franchetto SRL, è un'azienda fondata nel 1965 da Emilio Franchetto e successivamente rilevata da me. Il nostro obiettivo come azienda è essere vicini intanto alle persone che appunto perdono purtroppo una persona cara. Ogni servizio ci insegna qualcosa di nuovo, diciamo, capito? Cioè non è un lavoro standard questo, no? Ogni famiglia ha la propria esigenza e sì, assolutamente. Il nostro obiettivo è quello, quando entrano, diciamo, coccolarli, però è un brutto termine, è detto così, però vediamo che hanno bisogno e loro ci ringraziano su queste circostanze perché sono un po' spaesati, Certo. E vediamo che ci riusciamo bene noi. Perché... Esatto. Infatti è anche bello, tra virgolette, che poi oltre al rapporto di lavoro si instaura anche molto spesso un rapporto di amicizia con le persone che vengono qua. Sì. Nonostante sia un ambito un po' Sì, particolare. esatto. Abbiamo fatto due casi particolari qua a Castelfranco, ci hanno scelto perché sapevano che facevamo qualcosa sempre di diverso rispetto agli altri, quindi sono venuti qua, ci hanno fatto ci hanno esposto i loro problemi e noi abbiamo svolto il servizio. Uno appunto è quello, il capo nigeriano che è mancato in Nigeria, sono venuti qua, abbiamo fatto la bara in foglia oro, non in oro, però in foglia oro, ci abbiamo impiegato 6 mesi di lavoro e dopo uno è quello, e dopo abbiamo fatto il primo funerale buddista qua a Castelfranco Veneto. Il primo funerale in Italia? Sì, no, A a Castelfranco. Mm-hmm. A noi ne aveva parlato Mario Laio, il nostro fiorista di fiducia, poi ci ha messo in contatto con l'organizzatore Alessandro, esatto, e da là è partito la nostra collaborazione. Ecco. Mi ha fatto piacere, vi fa piacere collaborare a questo progetto letterario? Beh, assolutamente sì, perché secondo noi è importante la letteratura e la cultura in Italia e quindi secondo noi è un buon modo per cercare di mantenere questa tradizione italiana e non solo. E dopo anche, siccome è solo qua a Castelfranco Veneto, noi appoggiamo in toto proprio ogni progetto, ecco, specialmente questo che comunque vediamo un buon successo, ecco, è portato avanti da bravi organizzatori. Grazie, troppo gentile.